Allora, da un lato il tema è quello della fine dei bonus e quindi soprattutto del super bonus e quindi diciamo la fine di quel momento straordinario che ha garantito a tutte le imprese di accrescere il proprio fatturato, la propria attività, ma anche forse di nascondere alcune problematiche che ci sono alla base oggi nel futuro di impresa artigiana nel settore delle costruzioni, che è un futuro che può diventare roseo se si lavora da un lato sul tema dell'innovazione, ma di innovazione soprattutto di processo, non tanto di prodotto, e quindi sul modo di fare le cose, che è, tra l'altro è un'essenza degli artigiani, no? Il saper far bene le cose. Ma l'edilizia del futuro chiede ancora più qualità, chiede ancora più precisione, chiede ancora più organizzazione. E certamente le piccole imprese, se lasciate da sole, non riescono a soddisfare queste esigenze. Possono farlo però mettendosi insieme, aggregandosi, non necessariamente riunendosi in reti di impresa organizzate e strutturate, ma comunque inserendosi in dimensioni e in scale di filiera, in modo tale che il lavoro sia un lavoro coordinato, sia un lavoro soprattutto di qualità, una qualità che può essere data solo da chi sa far bene le cose e alle quali forse non basta una patente a crediti per garantirne effettivamente diciamo, il raggiungimento.